Oggi siamo a Soave, in provincia di Verona, dichiarato borgo più bello d'Italia nel 2022. Il centro storico, che si adagia ai piedi di un colle, conserva quasi intatto il castello e la cinta muraria scaligera del XIV secolo. Il borgo al suo interno, tra le antiche case, mantiene una certa vivacità commerciale e monumenti di interesse, come il Duomo di San Lorenzo, il Palazzo di Giustizia del 1375, il Palazzo Scaligero, ora sede comunale, e Palazzo Cavalli. Il nobiliare Palazzo Cavalli si trova in Piazza dell'Antenna, Pennone Alzabandiera. Fu realizzato nel 1411 da Niccolò Cavalli, capitano della città di Soave, e figlio di Giacomo Cavalli, capitano generale dell'esercito della Repubblica di Venezia. Il Palazzo Cavalli è un bel esempio di gotico veneziano. Si articola su 3 piani. Al piano terra c'è una loggia con 3 archi a volta sul fronte strada, sostenuti da 2 pilastri centrali, sagomati e a fasce in pietra grigia, mattoni e pietra gialla di Custozza. Dalla parte del passaggio pedonale troviamo un arco acuto. Sotto la loggia ci sono 3 grandi porte che forse in tempi successivi sono state utilizzate come botteghe. Al piano nobile si evidenzia una trifora centrale con poggiolo, colonnine e strette finestre trilobate. Nelle colonnine centrali della trifora si possono notare dei bassorilievi raffiguranti la lucertola e lo scorpione, elementi che si ricollegavano alle figure degli affreschi della facciata ormai poco visibili. La facciata affrescata presentava dei soggetti mitologici attribuiti a Giovanni Maria Falconetto da Verona, quindi oltre un secolo più tardi rispetto alla costruzione dell'edificio. Pure trilobate ad arco acuto sono le finestre a lato della trifora, ma più ampie. Al secondo piano, sopra la trifora, si apre una piccola bifora trilobata, come pure a 3 lobi sono le finestrelle sul fronte strada. Sul lato a mezzogiorno, sopra il portico con accesso pedonale, c'è una piccola porta finestra trilobata, con poggiolino a mensola. Anche a mensola ha il coronamento del sottotetto. Sul tetto, lato a mezzogiorno, si intravede un camino a sbuffo. I pilastri, in delicata pietra di costozza e ora alquanto sbriciolati, ai lati del cancello, a fianco della casa, ricordano le decorazioni delle arche scaligere di Verona. La bella e antica costruzione sembra non più abitata e bisognosa di interventi di restauro conservativo. Giacomo Cavalli fu prima comandante militare al servizio di Cansignorio della Scala, signore di Verona. Dal 1376 divenne capitano generale dell'esercito della Repubblica di Venezia. Nel 1380 fu determinante il suo intervento per la riconquista di Chioggia, occupata dai genovesi. Per le sue azioni belliche fu lautamente ricompensato da Venezia e ascritto alla nobiltà veneziana. Morì a Venezia nel 1384.